Pronti, eccoci pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di musica, canto e di eventi con Laura Lambroni, direttore artistico di Voci d'Europa. Ci vediamo tra pochissimo. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qua, Laura Lambroni qui con noi, grazie per essere venuta qui a Giovedì a Corte, qui a Corte Santa Maria. Allora, direttore artistico di Voci d'Europa, che è un evento importantissimo, ancora in atto, ne parleremo con calma, ma anche direttore del coro polifonico Turritano. Confermi, è tutto giusto? Tutto giusto, un coro che compie quest'anno 60 anni, quindi esatto, è un onore farne parte, è un onore aver avuto l'opportunità di diventare loro maestro e cerchiamo di proseguire questo impegno che chiaramente ha avuto dei picchi nella storia della coralità veramente importante. Della coralità, quindi coro polifonico, giusto? Sì, coralità inteso come il mondo del coro, che è un mondo un po' a parte, un po' a sé nel panorama musicale. È molto particolare come mondo, no? Quindi ha la sua storia e ha i suoi interpreti, insomma. La particolarità del mondo corale è sicuramente, a mio avviso, dovuta al fatto che chi fa parte del coro, nella maggior parte dei casi, non è un professionista, è un amatore, cioè una persona che nella vita fa altro, un medico, un metalmeccanico, e poi la sera ritaglia uno spazio per dedicarsi a questo impegno che non è come dire, di poco conto, perché comunque si impara. Ci sono anche gli allenamenti, no? Doverosi. Noi abbiamo a che fare comunque con un muscolo, che è quello vocale, che va allenato tanto quanto qualsiasi altro muscolo. Ecco, tu sei direttore di un coro, ma sei giovanissima, non ti chiederò mai l'età, non lo diremo mai in diretta. Dicono che sembro più giovane, quindi questa cosa mi servirà fra qualche anno. Sei giovanissima, come si fa a diventare così giovane direttore? Allora, com'è stata la tua devo dire che la vita di un musicista è un po' è simile a quella di un atleta. Si comincia da giovani. Da giovani, quindi il muscolo Io ho iniziato a cantare in coro, qua a Sassari, perché io sono di Sassari, all'età di 8 anni. Però. Questa passione mi ha portato poi a intraprendere i miei studi musicali in conservatorio e parallelamente alla scuola, chiaramente, quindi si cresce con questo germe, con questa passione dentro. E come si diventa direttori? Dipende dalla via che poi uno
sceglie per sé, da tante cose che capitano nella vita, nel proprio percorso. Per me è stato così, perché in effetti io ho studiato pianoforte in conservatorio. Sono già un po' di anni, tra l'altro, che tu sei direttore del coro polifonico. Il coro polifonico, questo è il quinto anno. Quinto anno. Sì. Bene. Esatto, sì, Complimenti, sì. complimenti, bene, Grazie. bene. No. Senti, ma ecco, allora spieghiamo meglio ai nostri amici che cosa fate come coro, cioè gli stili di musica, si dice così, gli stili di Sì. canto, come si Allora, dice? a meno che un coro non abbia una propria Sì. specializzazione, caratterizzazione dovuta allo studio di un particolare stile musicale connesso a un'epoca, ad esempio, faccio caso a un gruppo vocale che canta solo madrigali, quindi si specializza in quella musicalità, in quella vocalità propria del 1500, per dire. Ok. Un coro amatoriale cerca di far conoscere ogni aspetto della vocalità e della coralità, e quindi parte veramente da molto prima. Quindi in effetti noi nel repertorio abbiamo brani che partono dal Medioevo, che toccano il Rinascimento, vanno poi nel Romanticismo e sconfinano anche nella musica Qua intanto vediamo contemporanea. delle tue immagini in direzione. Sì, questo è un estratto di un'esibizione che abbiamo ottenuto a Barcellona questo fine settimana. Ah, quella di Barcellona, ne Sì. parleremo allora, Sì, ne parleremo. sì, sì, Intanto sì. volevamo C'è una giusto- rappresentanza del coro, non sono tutti. Non ma- sono tutti, prima avevamo visto delle immagini, forse al completo dell'anno scorso, perché quanti elementi sono? Allora, nel coro attualmente siamo 25-30. Ok. L'immagine forse che ho intravisto prevedeva anche la partecipazione di altri cori, era probabilmente un brano finale, conclusivo, e quindi abbiamo unito le forze con altri corali. sì. Quindi ti ho interrotto, scusa, stavamo parlando, avevo visto le immagini Sì, sì, sì. e mentre dirigevi ho detto, Sono io. sei tu, Sono io. Parlavi di quello che fate, quindi Sì, che il repertorio è veramente molto vario. molto vario. Poi chiaramente si cerca di dare giusto spazio alla specificità di ogni periodo, Sì. di ogni compositore, però è chiaro che un'associazione musicale ha anche in qualche modo l'obbligo, tra virgolette, di far conoscere quanto più possibile ogni aspetto della musica, e quindi si va veramente dal Medioevo ai nostri giorni alla musica popolare, o meglio di ispirazione popolare per coro, e quindi veramente ci si diverte con Bene. tutte le epoche. Bene, Sì. bene, bene. Senti, quindi una storia, 60 anni di storia Sì, del... io non c'ero. No, ho detto prima che sei giovanissima, che cosa c'eri? Esatto. Vabbè, nel mondo dei sogni. quello Forse. Senti, ma quindi 60 anni di storia, tanti premi anche, tanti eventi che Sì. Il sono coro è stati stato fatti. fondato da un maestro che ha segnato la storia della coralità anche a livello nazionale e internazionale, veramente, che è il compianto Don Antonio Sanna. Sì. È passato poi alla direzione di un altro musicista sardo, portotorrese, Luca Sannai, che adesso ha solcato gli scenari parigini perché canta all'Opera di Parigi. E poi sono arrivata io, quindi diciamo che la maggior parte della storia se la sono sbrigata loro, io faccio del mio meglio per proseguire questa Quindi bella eventi tradizione. in giro per la Sardegna non solo? Per la Sardegna non solo, partecipazione a rassegne, festival, concorsi, hanno vinto tante volte dei premi importantissimi che fanno parte di un circuito nazionale di concorsi Sì. corali, e lì hanno segnato veramente la storia Certo. dell'associazione del coro. Sì, Certo, sì. bene, bene, bene. Senti, abbiamo accennato degli eventi, andiamo Sì. a vedere quelli di questo fine settimana insieme, Sì. che cosa ci aspetta. Tu sarai impegnata forse, Sì, Io- perché poi ne un parleremo. po'. Sarai impegnata per Voci d'Europa. Comunque, per chi non è in zona, poi diremo le tappe di Voci d'Europa di questo weekend, andiamo anche a Torralba, ragazzi, a Torralba a Santo Antine, cioè Santo Antine Festival, è un festival molto importante, è un incontro tra musica, arte e cultura con mostre e degustazioni di vini e gran finale con il concerto dei Bertas, vedi che la musica c'è sempre dentro. Ritorna sempre, sì. Ricordiamo un attimo le date, è 27 e 29 settembre e c'è anche la pagina Facebook, è quella della Proloco di Torralba per tutte le informazioni. Poi ci spostiamo ad Alghero perché c'è la festa del patrono, San Miguel, è proprio questa settimana, è già iniziata perché è iniziata il 24 di settembre e durerà fino al 30, eccolo qua,
24-30 settembre, San Miguel, insomma la festa di Alghero, del patrono di Alghero. Ci sono tantissimi eventi e per vederli tutti, per vedere il programma, eccolo lì il sito www.algheroturismo.eu e ci sono tutte le informazioni su questo grande evento. Va bene? Sì, non ci potrò andare, però lo conosci, insomma, sì, è importante, sì, no? assolutamente. È molto famoso. Senti, devo un attimino spaziare un attimino, andiamo un attimo Vai. al di fuori della musica, perché domenica scorsa, insomma, per la Sardegna e per Sassari in particolare è successo un grande avvenimento sportivo, la Supercoppa della Dinamo, portata a casa, seconda Supercoppa. La segui la Dinamo? Non tanto, ma perché io, si vede, non è che sia proprio una sportiva, ma è soltanto una cosa... Ho detto Dinamo, ma sai di cosa sto parlando? Assolutamente, Dinamo Basket. no, ma siamo tutti orgogliosi di quello che accade, però... Perfetto. Seguila un po' di più e segui questa intervista, il contributo, l'intervista di Ico Ribichesu a Stefano Gentile dopo la Supercoppa, cura di Sardegna Dies, eccolo qua, guardiamoci Stefano Gentile. Ha il numero 22 sulle spalle, si chiama Stefano Gentile, ormai una presenza di quelle vere, di quelle serie, di quelle che vale la pena seguire oltre l'ostacolo. L'ho detto anche il coach, ma noi lo ribadiamo perché era difficilissimo. Abbiamo giocato contro la squadra che l'anno scorso ci ha battuto in finale scudetto, soprattutto in 1 o 2 giorni dove abbiamo fatto 2 supplementari, quindi i valori sono stati lì. Sapevamo che durante il precampionato ci è mancata un po' di continuità, è una cosa che abbiamo sofferto un po' anche in Supercoppa. Penso che sia un po' dovuto al lavoro barra il fatto che comunque siamo tornati insieme veramente da poco. Da una settimana c'è la squadra completa in realtà, una settimana 10 giorni massimo, quindi niente, siamo contenti di essere riusciti già a portare a casa un trofeo. Stefano, quanto è importante però la vostra abitudine, no, al lavoro, soprattutto per integrare i nuovi? È come se questi ragazzi, molti di loro sono arrivati da pochissimo, è come se giocaste insieme da una vita. Dove sta il segreto? Ma il segreto secondo me è quello di aver lasciato un'ossatura e un'idea di squadra simile a quello che c'era l'anno scorso, cambiando alcuni interpreti, però diciamo l'ossatura che c'era di cui faccio parte aveva, diciamo, la responsabilità di trasmettere un po' quello che era il pensiero, la filosofia di gioco dell'anno scorso, e direi che abbiamo cominciato abbastanza bene. E a proposito di filosofia, voi avete un coach che davvero, l'abbiamo detto così scherzosamente, ma nell'arco di 7 mesi ha portato a casa 2 trofei, chiaramente insieme a voi una finale scudetto persa peraltro in gara 7 con situazioni un po' particolari anche logistiche. È un valore aggiunto, Stefano? Assolutamente sì, è un coach che ha un'idea di basket moderna, dove l'aspetto tecnico e la disciplina sono importanti, ma dove è anche importante il giocatore, la responsabilizzazione del giocatore, il fatto che questa cosa qua ci rende gruppo e ci dà quel quid in più che ci fa superare gli ostacoli. Grazie allora Ico per questa intervista e in bocca al lupo a Stefano e tutta la Dinamo che adesso si inizia la stagione, comunque un'altra Supercoppa a casa, Zan, e tu non lo sapevi, Zan. No, lo sapevo, non l'ho vissuto in diretta ma lo sapevo. Ok, dai che sto scherzando. Senti, io ti devo chiedere una cosa però, perché sono troppo curioso. Okay. Allora, tu sei direttore di coro. Sì. Io vedo sempre allora i coristi, si chiamano così, Sì, giusto? sì, coristi. Che hanno uno spartito, che avranno, Sì. non so, il testo, no? Da Sì, leggere. anche le note. Anche le note, ecco, vedi. E tu ti dirigi con determinati gesti, ma cosa devono fare i coristi? Cioè ti guardano il testo, guardano te? Che Allora, gesti il fai? corista Spiegaci un po'. deve essere multitasking, perché deve Multitasking, essere in grado di leggere, leggere le parole, anche se dopo prove noi direttori auspichiamo sempre che quelle le abbiano imparate quasi a memoria, ma non sempre succede, quindi comunque c'è, diciamo, la coperta di Linus Sì. sotto, ecco.
devono ascoltarsi tra di loro per Sì. cercare, questo lo facciamo anche durante le prove, chiaramente è tutto studiato, non c'è quasi niente lasciato a caso, ascoltarsi tra di loro per cercare ciò che in prova è stato studiato, che è un tipo di suono, un tipo di fraseggio, quindi di interpretazione della frase, di interpretazione del brano, e chiaramente poi essere in contatto con me. Sì. Che, Questi diciamo, gesti che vi abbiamo appena visto fare, vedi qua ti stanno guardando, Allora, è un ritmo che dai? Cos'è? sì, principalmente per spiegarlo ci ai sono due profani canali, come me, sì, no, vabbè. Semplice, semplice. Ci sono due aspetti, facciamo così, due aspetti principali, quello del tempo Ok, da sì. seguire, e chiaramente Ok. è come se ho 30 persone davanti, Sì. non tutte e 30 possono ragionare ognuna per sé, perché ognuno potrebbe sentire il tempo in Sì. maniera diversa e lì non si va più insieme, e questo è un problema. Ok. Quindi io c'è il ho questa tempo, funzione, no? Quando fai sì. così è il tempo, la cadenza, pam, pam, Sì, pam, poi una cosa del genere. i gesti sono, Spiegata, sì, ci sono più Ok. di uno, chiaramente in base allo schema che si traccia Sì. in aria così, si va a dare senso, diciamo, in qualche modo al metro scelto, al tempo scelto della composizione. Benissimo. E oltre a questo Sì, c'è si chiaramente aggiunge. l'aspetto dell'espressione, dell'interpretazione del brano, della comunicativa. ok? Cioè tu riesci a dire qua c'è da spingere di più, c'è da alzare la voce, o questo lo sanno Sì, già? Con i tuoi gesti lo gli sanno puoi già, dire- però deve esserci un richiamo continuo. Un richiamo continuo. Un richiamo ok. continuo è un gioco di squadra, quindi è un Ok. qualcosa che facciamo insieme durante le prove, senz'altro, in cui io, nel senso il direttore, è Sì. colui che ha la competenza musicale e quindi traccia le linee di questo percorso da fare insieme, quindi qui facciamo così, qui facciamo colà, e poi ogni coro ha il suo suono e modella il brano in base a queste direttive. Perfetto. Nel momento dell'esibizione tutto può succedere, quindi è come la diretta, veramente, ogni momento è magico, ogni momento è a sé, ogni esibizione potrebbe essere diversa dall'altra in base a tanti parametri, sono tutti umani, quindi io il giorno può essere un pochino più assonnata, un pochino più allegra, un pochino più scocciata, Benissimo. però Quindi sì. cadenza, ritmo, gioco di squadra, stasera posso andare al bar e dirigere anch'io. Sono diventato, grazie ai tuoi consigli. In bocca al lupo. Grazie. Perfetto, ci proverò sicuramente. Senti Laura, 2 consigli per gli acquisti e poi torniamo qui, ok? Va bene. Sempre con Laura. Pronti. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci con Laura Lambroni, eccoci qua. Allora, adesso andiamo a parlare dell'evento del quale sei direttore artistico, l'abbiamo detto all'inizio trasmissione, Voci d'Europa, grandissimo evento, si fa da tantissimi anni. Sì, questa è la 36esima edizione. 36esima edizione. Sì. Però- Nasce in realtà come un concerto celebrativo dei 20 anni del coro.
Quindi la prima edizione di Voci d'Europa è stata nel 1979. 79, quindi facendo i conti. Esatto. Se la matematica Però, non è un'opinion. facendo i conti non tornano adesso, perché No. non sono passati 36 anni dal 79. Però all'inizio... Stavo già facendo il gallo io. No, allora già mi sono perso. Comunque, Sì, no, perché all'inizio spiegaci. è una cosa banale, nel senso che all'inizio doveva essere soltanto un concerto appunto celebrativo del ventennale, e quindi non si pensava che potesse essere una manifestazione da riproporre ogni anno e da sponsorizzare così tanto. E invece poi chiaramente è tornata la nostalgia di questa atmosfera che si crea nell'organizzare e nell'ospitare dei cori provenienti da tutta Europa, e quindi dopo qualche anno si è preso a farlo, insomma, a organizzare ogni anno Voci d'Europa fino a oggi. Bene. Chiedo alla regia, abbiamo anche un cartello, appena riesce lo può mandare, perché abbiamo la locandina, perché tra l'altro è un evento che dura un mese. Sì, da qualche tempo a Ed è questa ancora in parte atto. è ancora in atto, finiremo nella prima settimana di ottobre e abbiamo cominciato il 7 Eccolo qua. settembre, esatto. Da qualche tempo è un evento che non ospita soltanto il concerto in senso stretto. Chiaramente questa è la parte fondamentale, perché noi di questo ci occupiamo e questo vogliamo assolutamente diffondere nel nostro territorio. Crediamo in quello che facciamo, quindi la diffusione della musica polifonica è qualcosa a cui teniamo molto. Con tanti artisti poi, che vediamo qua già delle immagini. Sì, questo era un gruppo fantastico di Cagliari, quindi nostrano. Qua invece abbiamo la Paraninfo, il gruppo della Roberta Paraninfo da Genova, è stato l'anno scorso. Il complesso vocale di Nuoro, diretto da Franca Floris, un'altra eccellenza del nostro territorio in Sardegna. Quindi ci stavi dicendo che non è solo concerto? Non è solo concerto, ma ha tutta una serie di attività collaterali che speriamo possano creare attenzione su questo ambiente, su questa attività. E quindi siamo noi che andiamo a trovare il più possibile gli altri, il nostro pubblico. Allora ci siamo spostati in location anche diverse, non propriamente forse adatte al canto polifonico, perché per quel tipo di lavoro che spiegavo prima c'è bisogno di un certo tipo di acustica, c'è bisogno di un posto chiuso. L'acustica è importantissima. È fondamentale. Per un coro è fondamentale. Sì, poi si canta dappertutto, per carità, però certo. Diciamo nell'idea ci sarebbe la solita Basilica di San Gavino, per dire, già rappresenta certo. Basiliche quindi di quel tipo lì, o teatri con una determinata acustica sono gli ambienti migliori. Diciamo. L'ideale sarebbe anche il teatro, ma non troppo secco come tipo di acustica. Non troppo secco? In gergo sì, in gergo significa è il contrario del rimbombo, mettiamola così. Ok, sì. Spiegato perfettamente, ho capito perfettamente. Senti, parlavi appunto di location particolari. Noi prima abbiamo visto un cartello, si legge un pochino in piccolino, ma io ce l'ho qui. Sì. E veramente siete stati, a parte quando giocate in casa alla meravigliosa Basilica di San Gavino, che io ogni tanto vado a visitare, perché dovrai mi piace venire ai concerti di Voci d'Europa, e dovrò venire ai concerti di Voci una. d'Europa perché ce n'è ancora, no, non ce ne sono più, poi li diremo, in Basilica non ce ne sono più quest'anno, l'anno prossimo verrò, però posti veramente incredibili. Allora Asinara, splendore della natura. Quindi sì, l'Asinara è stato un qualcosa voluto insieme al Comune, e abbiamo portato uno dei nostri cori ospiti di quest'anno, che era ancora universitario proveniente dalla Polonia, e quindi abbiamo fatto un po' gli abbiamo fatto fare il giro chiaramente per sponsorizzare anche quella parte del territorio, e il concerto finale. Fantastico, poi anche Centro Sardegna, Mammoiada, bellissima Mammoiada, un altro santuario di Santissima Cosma e Damiano, quindi mi spiegavi prima in da qualche anno riusciamo bello, insieme chiaramente alla collaborazione dell'amministrazione locale a far coincidere una tappa di Voci d'Europa con una delle loro feste più interessanti, più divertenti, quindi a unire le forze. Addirittura poi aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 11 del mattino, mi sembra, e questa è una delle particolari, devo dire, esatto, diciamo che dal punto di vista artistico è una delle prove più impegnative, perché veramente cantare in mezzo giustamente a persone che sono lì per passare, per fare altro, e quindi deve essere una scelta oculata anche in termini di scelta del repertorio, perché non tutto può essere cantato al passaggio, insomma, dei viaggiatori. Una cosa che mi ha incuriosito tantissimo è che avete fatto
fatto un'esibizione, un concerto su una nave, siete andati a Barcellona, avete avuto una tappa anche a Barcellona, cioè concerto anche in nave. Concerto anche in nave sulla Grimaldi, che è stato nostro sponsor quest'anno, quindi Sì. abbiamo volentieri dato il nostro contributo che cantare e quindi Certo. abbiamo fatto un concerto a bordo insieme Bellissimo. con un altro coro ospite del festival che era un quartetto spagnolo, quindi li abbiamo portati a casa. Ah, li avete portati a casa, esatto. praticamente. Loro hanno cantato per noi in una serata in Basilica, Sì. serata tra l'altro bellissima perché loro hanno avuto il loro spazio polifonico e dopo c'è stata l'esibizione del nostro coro che collaborava con altre 2 associazioni corali, che sono l'associazione del coro dell'Università di Sassari e del coro Santa Croce di Sorso, con un'orchestra tedesca, quindi che Però, abbiamo ospitato per il festival. fantastico, anche queste, sì, bellissimo. è stato veramente molto bello. emozionante, anche un lavoro artistico impegnativo e di pregio, Bene. speriamo. Quindi- E poi siamo partiti subito dopo. con Concerto la nave. a bordo Sì. e poi concerto a Barcellona. Una volta lì, concerto a Spettacolare. Barcellona, abbiamo optato per dei flash mob in centro città per ancora una volta divulgare il più possibile la nostra Sì. attività. E la sera concerto. E la sera concerto in chiesa. Perfetto, hai parlato di flash mob, di cose così. Noi avevamo lì un inviato, pensa a te, noi abbiamo il nostro Cesare Donati va ovunque. Guardiamoci questo flash mob, lo chiamiamo così, sotto un posto spettacolare di Barcellona. Vi lascio le immagini, poi le commentiamo con Laura. Fare dare Castellano, tanto su Busonerano, e vessi con sinceri, tanto samela viveri, in cruna se devo fare, la casa pide su mare, onda giardino de rosa, la casa pide raposa, te assento cambiato, poi che ti sto amaro, doro sia, doro sia, doro sia, sto che sia, La cadenza Laura, perfetta la cadenza, brava, sei perfetta. Allora, davanti alla Sagrada Famiglia, che spettacolo. Sì. Com'è? Sono ancora lì a costruirla? Sì. Sì, sono ancora. Vabbè, però, c'è ancora da fare, diciamo. Bellissimo, veramente. Questa è una di quelle esibizioni che mi dicevi Sì. all'aperto, viene come viene, ovviamente la cosa, però. Dai, No, l'insieme è è spettacolare. un'operazione interessante. Il canto con un Sì. monumento del genere dietro è Ma bellissimo. diciamo che anche la bellezza, tra virgolette, la comodità del cantare in coro. Non abbiamo bisogno di portarci appresso strumenti, non abbiamo sì, bisogno di vero. niente, un diapason, forse le parti per qualcuno che non si ricorda le parole, e poi esatto. E si va e si può cantare veramente. Bellissimo, bellissimo. Dai, allora, continuiamo un attimino a vedere gli eventi del fine settimana, ok? Volentieri. Allora, vediamo un po' che cosa c'è, che cosa abbiamo qua. Ah, come ti piace? Barbecue e birra? Cosa dici? Li fai ogni tanto in campagna con gli amici? Sì. Ti piace? Direi di sì. Carne, un po' tutto, mangi un po' tutto? Sì, ma ho avuto un passato da vegetariana, ma mangio. Ti sei arresa? Mi sono arresa. Vabbè, capita. La birra c'è sempre stata, La birra però. c'è sempre stata, certo, ovviamente. Amarrubiu c'è lo Zuradili Sardigna Barbecue Festival. Pensate, allora si unisce il barbecue alla birra. Ci sono 5 BBQ team, sai, proprio quelli che fanno i barbecue in stile americano, deve essere una cosa del genere, bellissima da vedere, e 8 birrifici provenienti da tutta l'isola.
quindi è la prima volta che lo fanno in Sardegna, andate a vederla a Marrubiu, ripetiamo è il 28 e 29 settembre. Poi con il vino te la cavi bene anche con il vino, se ti piace la birra ti piacerà anche il vino. Sì, non è un peccato, va benissimo. No, non vergogna a dirlo. Ecco, poi unisci il vino in un posto magnifico come Villa Simius e Il gioco è fatto. il gioco è fatto. Un accento di vino a Villa Simius, qui sono presenti 15 cantine provenienti da tutta la Sardegna e ti dirò, allora diamo la data, 27 e 28 settembre. Il vino è accompagnato dalla costedda. Tu la conosci la costedda? No. Non la conosci? No. È una focaccia tipica di quel territorio che è fatta con molto pomodoro dentro, impasto, farina. Adesso l'ho spiegata un po' male, ma voi andate a vedere e c'è tutto sull'evento Facebook, un accento di vino Sagra sa costedda, che vi spiega anche che cos'è la costedda. Comunque vino e costedda, stai tranquilla che ti piacciono, te lo garantisco Sì, io, sì. sicuramente. Volevo ricordare anche prima la pagina Facebook dello Zuradili Sardinia Beer BQ Festival per tutte le informazioni. E poi ultimo qui a Sassari, Oktoberfest a Sassari, si rinnova l'evento, questo lo conosci, l'avrai già visto, sì. ai giardini pubblici, quindi avanti a tutta birra con food truck, insomma piatti tipici e tutto, tantissime proposte gastronomiche. È il 28 settembre, quindi una giornatina sola, godetevela tutta qui ai giardini pubblici. Ok Laura, abbiamo detto un po' tutto. Tu non andrai a nessuno di questi weekend perché? Perché c'è il mio evento. Perché Siamo c'è ancora Voci d'Europa, sì. ricordiamolo, continua Voci d'Europa. Io qui ho il programmino e vado a vedere già che il 28, che deve essere sabato, Esatto, abbiamo quindi un'altra performance. Vai, dici tutto. Diamo gli appuntamenti. Performance 28, questa via. volta del coro polifonico, Ok. Ci spostiamo noi, andiamo a San Pietro di Sorres, una di quelle location che dicevamo prima, sì. esemplari per il nostro tipo di musica, di attività. Poi la settimana successiva un evento che ormai da un paio di anni riusciamo a inserire nel festival e che al quale teniamo molto, perché andremo a trovare la comunità della Crucca. E quindi terremo un concerto per loro ed è davvero uno degli appuntamenti più intensi dal punto di vista musicale e umano. Lì veramente si unisce l'aspetto umano a quello musicale. La Crucca, che mi ricordo noi ci eravamo già incontrati al Teatro Nuova Sassari, questo aprile. Per il concerto in loro favore, certo. Già per la Crucca voi eravate... Sì, ma infatti è un paio d'anni che riusciamo a combinare. Quindi fate anche un teatro proprio lì da loro il 4 ottobre, ricordiamolo. Sì, e il gran finale? Gran finale il 6, che vedrà protagonisti i più piccoli e più giovani, quindi ci sarà l'esibizione di cori di voci bianche e di un coro giovanile ma regionale. dove? Quello non me lo ricordo. Alla Basilica di San Gavino, ecco, allora mi ha detto c'era. che non c'era più un evento, c'è invece, No, posso c'era venire quello finale. allora? C'è quello finale alla Basilica di San Gavino, benissimo, quindi il 6 ottobre si conclude questo Voci d'Europa Festival internazionale di musiche polifoniche. Veramente io devo farti complimenti perché un mese di eventi, complimenti veramente per la tua tutta l'organizzazione, non sono da sola, è il coro che organizza, ci sono tante forze all'interno, i coristi intervengono ognuno come può e quindi è veramente un gioco di squadra e una collaborazione molto bene, molto intensa. bene. Senti, siamo quasi in chiusura. Per i vostri contatti, per gli amici che vogliono contattarvi, vedere cosa fate, avete un sito internet? Abbiamo un sito internet che è quello del Coro Polifonico Turritano, coropolifonicoturritano.it, ma ci trovate anche su Facebook, nella pagina Festival Voci d'Europa, su Instagram con lo stesso nome, e per qualsiasi contatto abbiamo anche l'ufficio stampa tenuto da Luciana Satta, quindi ci troviamo assolutamente dappertutto. Ok, dappertutto, sono dappertutto amici, se volete contattarli. Laura ha detto tutto. Laura, ti ringrazio veramente di essere stata qui con noi, ti faccio ancora l'in bocca al lupo per queste ultime date di questo grande evento Voci d'Europa. Io ringrazio alla regia Cesare Donati e alle telecamere Chico Piu. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ma vi ricordo che le puntate le potete sempre visionare sul nostro sito www.sardinianlife.it e se dovete comunicarci qualsiasi cosa noi siamo qui e la nostra mail è info@sardinianlife.it. A giovedì prossimo, ciao!
Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.